Via del Mare che cos'è? Proviamo a rispondere a 6 semplici domande: chi, cosa, dove, come, quando e soprattutto perché, per inquadrare quella che è una delle infrastrutture della viabilità fondamentali nei rapporti fra l'entroterra e il litorale, ma soprattutto per quanto riguarda la grande viabilità in Veneto. Innanzitutto chi? A promuovere il progetto è la Regione Veneto, sulla base di un'idea nata ormai oltre 20 anni fa, che è stata ufficializzata e deliberata dal CIPE, quindi dallo Stato, nel 2012, quindi 11 anni fa. È stata deliberata perché rientra in un piano di rilancio autostradale che prevede il collegamento diretto e veloce fra la rete autostradale e il litorale. Ed ecco perché siamo in questo punto. Questo è lo snodo di Meolo lungo la Treviso Mare. Qui è dove confluisce il traffico portato dall'autostrada A4 lungo la statale regionale Treviso Mare attraverso la realizzazione di questo casello che è stato inaugurato nel 2013, è costato la bellezza di 35 milioni di euro e ad oggi apparentemente e onestamente appare anche sovrastimato per dimensioni rispetto ai flussi di traffico attuali. L'idea è quella di potenziare l'utilizzo convogliando qui le auto dei turisti diretti al litorale jesolano, ma anche ad Eraclea o a Caorle, facendoli uscire da questo casello e convogliandoli nella Treviso Mare, che con il progetto La Via del Mare viene trasformata in autostrada a pagamento, quindi più veloce, più rapida e con dei pedaggi per portare il traffico autostradale direttamente in un'altra arteria autostradale che porterà direttamente al collegamento con il litorale. E a qui andiamo a rispondere anche sul cosa. La Via del Mare è un'autostrada a pagamento, come detto, che prevede 18,8 km di rete veloce tra Meolo e il comune di Jesolo, non Jesolo Lido ma Jesolo Paese, con 5 caselli in framezzo per l'inserimento di altri flussi di traffico.